euro è il prezzo di un caffè con una brioche al bar. Con 2 euro si possono acquistare 2 quotidiani al mattino in edicola. Ci sono negozi poi che campano con merci addirittura al di sotto di questa moneta. Ma quando ci troviamo al distributore di carburanti e leggiamo il tabellone dei prezzi, l'espressione che assume il nostro volto di automobilisti è un misto di sorpresa e rassegnazione. E pensare che più di metà di quell'importo evapora in tasse. Così comincia Marco Paccagnella, presidente di Federcontribuenti, deciso a spiegare ai cittadini perché la benzina sia arrivata a costare così tanto, nonostante il prezzo del greggio sia in controtendenza. È gravata da tantissime tasse che vengono comunque denominate accise. Su 2 euro le accise sono circa il 55%, praticamente abbiamo un euro abbondante comunque di accise IVA e il rimanente 87 centesimi è il costo reale comunque dell'erogato del carburante. Federcontribuenti e Union Liberi propongono dunque una riduzione di 20 centesimi al litro del prezzo esposto, riduzione che può partire in questo caso dalla Regione. Possiamo imporci, chiedere al nostro Presidente Zaia che diminuisca le accise regionali abbassando un 20 centesimi, lo può fare tranquillamente visto il momento straordinario, però è inconcepibile perché lo Stato, il governo, continui a tassare il carburante per qualsiasi problema ci sia. Ogni centesimo di aumento di accisa corrisponde per lo Stato a un'entrata mensile di 20 milioni di euro. In Italia si pagano accise sulla benzina oramai di vecchia data che risalgono agli anni 30 e che, strano a dirsi, non si sono proprio esaurite. A rimetterci sono sempre gli esercenti delle stazioni di servizio e gli automobilisti, che rimangono ogni giorno sempre più attoniti davanti ai prezzi del carburante in costante crescita, da pagare però con un portafogli sempre più vuoto.